Nel corso della sua vita, Chico Xavier psicografò oltre 400 libri. Le sue opere furono tradotte in diverse lingue. Milioni di persone lessero i suoi messaggi di speranza e consolazione. Avrebbe potuto diventare immensamente ricco, ma fece una scelta sorprendente. Donò i diritti d'autore delle sue opere a enti benefici. Continuò a vivere in una casa semplice. Svolse per anni il proprio lavoro come impiegato pubblico e non utilizzò mai la medianità come mezzo per arricchirsi. Quando gli chiedevano il motivo di quella scelta, rispondeva che il bene ricevuto attraverso il lavoro spirituale doveva ritornare al prossimo. Per alcuni fu la prova della sua sincerità, per altri un esempio straordinario di umiltà. Al di là delle convinzioni personali, la sua vita pone ancora oggi una domanda importante. Quanto siamo disposti a mettere il bene degli altri davanti ai nostri interessi?